È boom per la vacanza in bicicletta. Il cicloturismo genera in Europa un indotto economico di 44 miliardi. In Italia ha un valore potenziale di 3,2 miliardi e sta crescendo a un ritmo costante secondo le rilevazioni dell'Enit. In Veneto ci sono già oltre 1000 chilometri di piste tabellate e ora si cerca di legare gli itinerari con la valorizzazione dei prodotti del territorio. Luca Ginetto. Scoprire le bellezze dei paesaggi bellunesi e le eccellenze dei prodotti del territorio con un mezzo ecologico come la bicicletta, meglio ancora se a pedalata assistita, che consente a chiunque di affrontare ogni tipo di asperità. L'iniziativa, che rientra tra i programmi della Regione del Veneto per la valorizzazione di un turismo lento ed ecologico sui nostri territori, è stata promossa dal Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP. Scopo, infatti, quello di far conoscere i luoghi dove nasce questo prodotto, un'escursione in e-bike tra i pascoli e le malghe delle Dolomiti bellunesi. Abbiamo fatto un'iniziativa molto interessante che mette insieme territorio, cultura, tradizione e prodotto di questa terra. Sport e gastronomia, tour gourmet come lo chiama qualcuno. Fatto sta che alla prima iniziativa hanno preso parte una quarantina tra giornalisti, ristoratori e rifugisti che, partendo da Busche, sono stati accompagnati in un vero e proprio percorso alla scoperta del formaggio Piave DOP, dalla stalla fino allo stabilimento produttivo, per poi ricevere utili spunti su come degustarlo al meglio. Questo è solo l'inizio di un lungo percorso che ci porterà a conoscere e a promuovere i nostri territori nel modo più sostenibile possibile.